Gabriella Paruzzi si candida alla prossima Assemblea federale del 12 aprile a Bologna come consigliere atleta. Gabriella, qualcuno è rimasto, più di qualcuno, sorpreso dalla tua quarta candidatura perché avevi fatto capire che non ti saresti più candidata. Invece? E invece, come hai visto, in zona Cesarini mi sono ricandidata. Diciamo che hanno avuto molto peso gli ultimi due weekend che abbiamo fatto, sia di Coppa Europa in Val di Dentro che successivamente i campionati italiani assoluti su a Madonna di Campiglio. Parlando con diverse persone della base, quando io ammettevo che non avevo molta intenzione di ricandidare, restavano tutti abbastanza amareggiati e delusi, e la loro stima, la loro spinta sicuramente ha fatto sì che io cambiassi idea. Qual è stato il bilancio di questo biennio, mezzo olimpico? Beh, diciamo, per quanto riguarda i risultati, lo sapete tutti, possiamo essere soddisfatti a metà, perché ci sono alcune speranze nuove nei giovani, si sono concretizzati meno alcuni risultati con persone di valore che però non sono riusciti a esprimersi al massimo. Invece, per quanto riguarda il mio ruolo nel Consiglio federale, sicuramente un'esperienza totalmente nuova rispetto a prima. Nella passata esperienza non avevo grosse possibilità di movimento. In questa circostanza, attraverso la presidenza di Flavio Roda, ho avuto anche la fortuna di partecipare come presidente di una commissione FIS in campo internazionale. Faccio parte anche della commissione atleti giovani sempre in FIS, e quindi questo grazie proprio al presidente, perché mi ha voluta a tutti i costi all'interno di questo consiglio. Io posso dire che sicuramente è stato un bel lavorare, quindi speriamo di poter continuare su questa strada.